cominciare questo culto al Signore. Un giorno il figlio dell'uomo ritornerà con molto potere e gloria, lui regnerà. Ma quando è giorno e l'ora, chi lo saprà? Negli angeli, nei figlio, soltanto il Padre. Allora vegliate, pregate, presto sentiremo il grido con lo sposo sopra i monti. Presto sentiremo il grido, andiamo al suo incontro, andiamo al suo incontro. Quando la mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa, il figlio dell'uomo verrà e chissà se troverà fede. Un giorno il figlio dell'uomo ritornerà con molto potere e gloria, lui regnerà. Ma quanto al giorno e l'ora, ma quanto al giorno e l'ora, chi la saprà? Negli angeli, nei figlio, soltanto il Padre. Allora vegliate, pregate, presto sentiremo il grido con lo sposo sopra i monti. Presto sentiremo il grido, andiamo al suo incontro, andiamo al suo incontro. Quando la mezzanotte sarà, è necessario avere la fiamma accesa, il figlio dell'uomo verrà e chissà se troverà fede intera. E la fiamma non si spenga, che la fiamma non si spenga. Ancora, che la non si spenga, che la fiamma non si spenga, e l'olio non finirà, e l'olio non finirà, e
fede inteira. Aleluia, aleluia. Tu sei felice oggi? Perché nella casa del Signore c'è gioia, c'è allegria. Sai perché? Perché Dio ci ha benedetto e Dio continua a benedirci. Dio ha benedetto la tua casa, la tua famiglia. Voi avete salute, voi avete un lavoro, noi abbiamo una casa. Dio ci ha benedetto. Dio ci ha benedetto e noi oggi siamo qui perché, per questo, perché siamo benedetti dal Signore. E quindi all'inizio di questo culto oggi io voglio chiederti di chiudere i tuoi occhi e parlare col Signore. Signore, benedici la mia casa, Signore, benedici la mia famiglia, Signore, benedici la mia chiesa, Signore, benedici il mio lavoro, Signore, benedici i miei amici, Signore, benedici questo culto adorarti, Signore, benedici questa settimana, Signore, benedici tutte le cose, Signore, che succederanno in questo adorarti, Gesù. Benedici, Signore, il mio Natale, il mio viaggio, Signore, benedici, Signore, la fine della scuola, benedici, Signore, il mio paese, Signore, benedici la mia nazione, Signore, benedici questa nazione, Signore, benedici, Signore, mio fratello che è vicino a me, Signore, benedici, Signore, la mia sorella, Signore, benedici i nostri culto kids, Signore, benedici i musicisti che oggi stanno suonando, Signore, benedici quello che predicherà la tua parola, Signore, benedici la lode, Signore, benedici gli avvisi, Signore, benedici l'offerta, Signore, benedici, Signore, benedici questo luogo, Gesù, perché noi siamo qui, Signore, a rendere la tua presenza, perché il Signore ci ha benedetti. E oggi noi vogliamo dichiarare questa benedizione ancora di più sulla nostra famiglia, sulla nostra casa, sulla nostra chiesa. Noi dichiariamo una chiesa benedetta, noi dichiariamo una famiglia benedetta, noi dichiariamo una casa benedetta, noi dichiariamo una nazione benedetta alla presenza del nostro Signore Gesù. Che Dio ti benedica e faccia brillare suo volto su di te, che conceda la tua grazia e ti dia. E la Chiesa dichiara amen. Amen, amen. Noi conceda sua grazia e ti dia la pace. Fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, che il Signore ti benedica. Canti! Fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, che il Signore ti benedica. Fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli,
Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, che Dio sia la tua guida all'andata e al ritorno, al tuo fianco e in te, è con te Lui, è per te, e di giorno e di sera, la tua entrata e la tua uscita, nella gioia, nel tuo pianto, è con te Lui, è per te, dichiariamo, fino a 1000 generazioni, tua famiglia, la Chiesa, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Il Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Il Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Il Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, che Dio sia la tua guida all'andata e al ritorno, è tuo fianco e in te, è con te Lui, è per te, e di giorno e di sera, la tua entrata e la tua uscita, e la gioia, il tuo pianto, è con te Lui, è per te. Benedetta dal Signore, una famiglia benedetta dal Signore, una chiesa benedetta dal Signore, un lavoro benedetto dal Signore, figli benedetti dal Signore, un marito benedetto dal Signore, una moglie benedetta dal Signore, una nazione benedetta dal Signore. Amen. Alleluia. Noi ti adoriamo, Jesus. Noi adoriamo il tuo nome, Jesus. Alleluia. Noi ti adoriamo il tuo nome, Jesus. Noi adoriamo il tuo nome, Jesus. Adoriamo la tua presença. Oh Espírito Santo,
pozzo ero io quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti, non ritornerò A bere perché io, tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salva, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Alleluia. vicino al pozzo ero io quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. No, Non ritornerò perché io tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti, non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io t'ho ascoltato parlare. Dammi da bere, dammi da bere, non voglio non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io t'ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei
fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore, lui fluirà nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti d'acqua viva. Voglio bere il tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore, io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti d'acqua viva. Di vita, che mi salva, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salva, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Ancora una volta, tu sei ciò che io desidero, Gesù, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei il Salvatore, Gesù, il Messia. come te, Gesù, non c'è nessuno uguale a te, mansueto e umile, non c'è nessuno uguale a te. Non c'è meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Chi è come te? Dichiara, Gesù, non c'è nessuno
uguale a te. Mansueto, umile, non c'è nessuno uguale a te. Meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Meraviglioso, meraviglioso sei. Dio sei. Non c'è nessuno come te, come te, come te. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, in cui l'allegria sarà infine e completa. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Meraviglioso e ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Ah, Come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato, io vedrò. come aspetto il giorno in cui L'allegria sarà infine completa. meraviglioso Ammirabili, e ammirabile, così sublimi, così sublime e glorioso, tua presenza la tua presenza è più desiderabile
meraviglioso Mirabili, e ammirabile, così sublime e glorioso. a tua presença La tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno, In cui l'allegria, in cui allegria sarà infine completa. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa e libera. Dio, Lui è sovrano, il potenza libera. Hai dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa e libera. Lui è sovrano, in potenza e libera. Domina, hai dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa e libera. lui è sovrano, E libera. Hai dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. Portando la sua ricompensa. Perché Lui vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tu pode cantar e questo perché? Porque Ele vive. Posso crer? posso Porque Ele vive. Temor não há, temor não há, temor não há, temor não há. Mas eu vencei, mas eu vencei.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Vocês conseguem mais uma vez? Agora na porta, porque Ele vive. Porque Ele posso crer no ar. Porque Ele vive. Porque Temor não há. temor não há. Mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vive. E Carmen louvando na volta. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Aleluia. Amen. Wow, che meraviglia la presenza, la gloria di Dio che scende in mezzo a noi quando la Chiesa unita adora il nostro Signore Gesù. Possiamo fare un altro applauso al nostro Signore per rinnovare ancora una volta questa adorazione unica che noi vogliamo dare solo e unicamente a Lui, il Signore della nostra vita, l'unico che per noi è morto e il terzo giorno è risorto, colui che merita la nostra lode, la nostra adorazione, ogni onore della nostra bocca, ogni onore della nostra vita. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento. Continua ad essere con noi. Questa è la nostra preghiera più viva questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Vi chiedo di sedervi alcuni minuti. Vogliamo dare un po' di avvisi. Oggi abbiamo tanti avvisi da darvi. E chiedo anche alla nostra pastora che dia gli avvisi insieme a me oggi. Abbiamo così tanti avvisi che potremmo dividerceli un po'. Ad esempio, il primo avviso, dallo tu, dai. No, Birani, gli do io che corro tanto. Allora sta Perché sono arrivando, stufo di dare questo avviso. sta arrivando il nostro Birani, che sarà c'è un po' di microfonia oggi qua. Sta arrivando il nostro Birani che sarà il 16 novembre. Chi correrà? Alza la mano, ancora di più. Vai João, tu sei nel gruppo? Dove sono i corritori? C'è qualcuno che correrà 42 km, c'è qualcuno che correrà 8, c'è qualcuno che correrà 21. Io correrò 8, se volete sapere, non sarò quello che correrà 42. Ma per le iscrizioni fino all'11 sul sito della Comune c'è il link sul gruppo
e se no dopo sarà solo nei punti di iscrizione, quindi dovete affrettatevi a iscrivervi, ci saranno le magliette che arriveranno già questa settimana. Amen. Be running! Prossimo avviso, mercoledì abbiamo il nostro appuntamento con gli in casa, i nostri incontri infrasettimanali. Tu, se ancora non fai parte di un in casa, ti invito in questo momento a vedere qual è la zona più vicina a casa tua in cui si svolgono i nostri in casa e prova a guardare qua, ci sono qua dei leader di in casa, ci sono tutti i leader di in casa, quindi alziamo le mani, leader di in casa la via, dov'è in casa la via? Qua davanti, in casa Shalom, là dietro, Ponte di Gioia, Geova Rafa, qua davanti, Rinascere, casa di adorazione, qua c'è la casa di adorazione e infine Manaim. Au. Va bene, cercate, guardate dove sono i punti degli in casa più vicini a casa vostra e questo mercoledì alle 8 fate una visita a questi in casa. Entrate già in contatto questa sera con i vari leader degli in casa, sarà una serata di benedizione per ognuno di voi. Prossimo avviso, il 22 di questo mese, novembre, sarà un sabato, quindi sarà la serata del nostro Adorarti, sarà un Adorarti speciale perché sarà qua con noi il gruppo di teatro, questo ministero in realtà, Giovanni Sì, che faranno uno spettacolo teatrale, una rappresentazione teatrale, ma sarà una rappresentazione con la quale porteranno la parola di Dio. Noi come Chiesa crediamo anche nelle arti come un modo per portare il Vangelo, portare la parola di Dio, quindi questa serata sarà portata attraverso uno spettacolo teatrale. Il mio primo culto in una chiesa, che tra l'altro era questa chiesa anche se non era in questo locale, è stato un culto in cui c'era questo gruppo di teatro e diciamo che ha portato bene perché sono arrivato fino a qua, oggi ho proseguito nella fede. Quindi non mancate, sarà sicuramente una serata meravigliosa in cui lo Spirito Santo ministrerà magari in un modo diverso, ma certamente ministrerà nelle nostre vite e anzi voglio farti anche una sfida, un invito in più. Non essendo un culto, un adorarti normale, è anche un modo per noi poter evangelizzare qualcuno, per portare qualcuno in chiesa attraverso un modo diverso di evangelizzare, di portare il Vangelo. Quindi potete anche invitare, anzi siete tenuti quella sera a invitare qualcuno per essere qua con noi. Chissà che lo Spirito Santo non abbia preparato una serata proprio per questa persona. Amen? Amen? Amen. Prossimo avviso. Questo è nuovo. I 23, di solito facciamo mercoledì, però questo mese, come gli altri, faremo una domenica perché ci sono tante sorelle che lavorano mercoledì sera e mi hanno chiesto se potevo farlo domenica. Quindi noi faremo domenica 23 novembre alle ore 15 il nostro Be Brave qua per le donne. Quindi siete tutti invitati a portare qualcuno, come sempre faremo una tavola, vero? Perché a noi piace mangiare, a noi piace stare insieme. Quindi alle 15 saremo qua per lodare il Signore, celebrare il Signore e poi stare un po' insieme, conversare, parlare un po'. E questo è crescita nella casa del Signore, amen? Amen. È bello che i giovani qua ci danno una carica. Prossimo avviso, questo è un avviso per tutti i genitori o persone che hanno amici che sono genitori. Il giorno 30 novembre sarà una domenica alle 2:30 di pomeriggio. Tutti i bambini sono invitati a venire qua in chiesa perché ci sarà una giornata per loro con il titolo Siamo Luce. Quindi tutti voi genitori di bambini non fate mancare i vostri figli a questa giornata organizzata dalla nostra chiesa Be Kids. Sarà sicuramente una giornata meravigliosa per tutti quanti loro in cui poter giocare, stare insieme, ma soprattutto poter ricevere una parola adatta a loro da parte del nostro Signore Gesù. Prossimo avviso.
Allora, i giovani vogliono fare qualcosa, e quindi abbiamo inventato qualcosa per tenerli, per tenerli calmi. Abbiamo il 7 dicembre ci sarà qua, non pensate che sarà un giochino, vedrete dopo. Il 7 dicembre, una domenica, saremo qua per il Fusion Game, però partirà già da domani, perché ci saranno letture dalla Bibbia, ci saranno penso 3-4 libri della Bibbia piccoli da leggere fino al 7. Il 7 sarà un game sulla Bibbia qua, poi ci saranno tante altre cose che ho messo nel gruppo lì, che dovete già cominciare a prepararvi per partecipare il 7. Non sarà il 7, ma dovete cominciare a partecipare da domani. Dopo presenteremo anche la preghiera alle 6:30 di mattino, i giovani dovranno partecipare per guadagnare i punti. Alle 6:30 di mattino ci sarà una preghiera, e quindi preparatevi. Dopo il culto, tutti i giovani qua davanti, che formeremo le squadre, va bene? Dopo il culto, tutti i giovani qua davanti. Però questa volta c'è una fascia etaria, 13 a 26 anni, non oltre questo. Perché ci saranno dei compiti che loro dovranno mettere. Come noi abbiamo una chiesa che una maggioranza c'è fino a 40 anni, 45, 50 anni, quindi alla fine sarebbe tutta la chiesa a partecipare dei game. Quindi abbiamo messo un limite da 13 a 26 anni per partecipare. Ok? Quindi dopo il culto tutti i giovani qua davanti per formare squadre. Non mettere il prossimo banner, ferma un attimo. Facciamo un oh per il prossimo banner, rullo di tamburi. Vai. Oh! Questo mese, per questo motivo ci sono tanti avvisi oggi, no? Perché questo mese è il mese di anniversario della nostra chiesa. Quest'anno saranno 21 anni di chiesa e il 29 novembre faremo qua una serata speciale di anniversario, una bella festa in cui rallegrarci insieme, celebrare questo nuovo anno che Dio ha messo davanti alla nostra chiesa, ricordando ciò che Lui ha fatto per noi, ringraziandolo per ciò che ha fatto, ma soprattutto avendo fede e speranza in Lui per quello che ha da fare a partire da oggi in avanti in mezzo a noi. Però per prepararci a questa data, ogni anno, non so se avete già visto su Instagram, sta già circolando un video, ma ogni anno noi facciamo dei propositi per prepararci a vivere il nuovo anno come Chiesa. E anche quest'anno abbiamo alcuni propositi da fare insieme a tutta la Chiesa. Il primo proposito che noi cominceremo domani, perché domani è il 9 novembre, il culto sarà il 29 novembre, non scappare perché anche tu parlerai, quindi vieni qua, non cercare di svegliartela. Il culto dell'anniversario sarà il 29 novembre, sono esattamente 21 giorni, dal 9 al 29, come 21 sono gli anni della Chiesa, quindi faremo 21 giorni di proposito insieme. Il primo proposito che faremo, e tutta la Chiesa dovrà fare questo proposito, non sentitevi esenti da partecipare insieme a noi, sarà lettura della Bibbia insieme. E sarà una lettura molto specifica, no? Perché noi da un anno stiamo parlando di essere Chiesa. E all'interno della Bibbia ci sono diverse lettere, no? Nel Nuovo Testamento. Alcune lettere sono state scritte a persone, altre lettere sono state scritte a chiese specifiche. Ma ci sono alcune lettere nel Nuovo Testamento che sono state scritte a tutta la Chiesa. Si chiamano lettere universali. Sono la lettera di Giacomo, la prima e la seconda lettera di Pietro, la prima, la seconda e la terza lettera di Giovanni e la lettera di Giuda. E pensate un po' che coincidenza, la somma dei capitoli di questi 7 libri, di queste 7 lettere, è proprio 21. E quindi noi a partire da domani cominceremo un capitolo alla volta come Chiesa a leggere questi 21 capitoli, questi 7 libri della Bibbia partendo da Giacomo capitolo 1. Ma perché facciamo questo? Perché ci dilettiamo nella lettura della Bibbia. La parola di Dio ci dice espressamente, il profeta Osea, che il popolo di Dio muore per mancanza di conoscenza.
E quindi la lettura della Bibbia è qualcosa che può portare vita alla Chiesa. E noi come Chiesa vogliamo essere una Chiesa viva, ma non solo una Chiesa viva, anche una Chiesa che porti vita. E allora in che modo possiamo portare vita? In questi 21 giorni noi leggeremo questi 21 capitoli e ogni giorno ognuno di noi, chi vorrà, chi se la sentirà, potete essere anche tutti, manderete un piccolo messaggio, una riflessione, un audio, un video, quello che vi sentirete di fare nei vari gruppi della Chiesa, quindi le donne nel gruppo del Be Brave, gli uomini nel Be Brazer, i giovani nel gruppo Fusion, facendo un piccolo devozionale sul capitolo che di giorno in giorno andremo a leggere, così saremo una Chiesa viva e che porterà vita, edificandoci gli uni gli altri. Amen? Amen. Siete felici di fare questo primo proposito? Allora il secondo? Vi ho parlato mezz'ora del primo proposito. Adesso parlerò un minuto del secondo. Perché il secondo proposito è la preghiera alle 6 di mattino, alle 6:30. Questa volta faremo alle 6:30. Abbiamo appena finito 21 giorni con le donne alle 6:30 di mattino. È un tempo molto benedetto, è un tempo in cui noi, dopo sembra che la nostra giornata è più bella, è più piena dello Spirito Santo, è molto bello. Vi invito a partecipare, ad essere presenti, a stare con noi. I giovani parteciperanno, tutti i giovani parteciperanno, tutta la Chiesa parteciperà, perché è bello una Chiesa che prega insieme. Quindi cominciamo la nostra giornata, questi 21 giorni, non sarà tanto tempo, staremo lì a fare una lettura della parola e a pregare per questa Chiesa, a pregare per la direzione che il Signore ci donerà in questo tempo. Amen? Quindi domani dalle 6:30 di mattina, l'ultima volta abbiamo fatto così, il giorno primo c'era 2 persone, la Gabi e qualcun altro, perché le persone hanno capito che cominciava lunedì, però cominceremo domani mattina alle 6:30 di mattina, ci sarà il link nel gruppo della Chiesa, entrate lì che saremo lì per pregare insieme. Amen? Amen. Terzo proposito, lettura. Preghiera, digiuno, 21 giorni di digiuno, 24 ore fino alle 29. No, ma facciamo un tempo di digiuno. Il digiuno è qualcosa che prepara ognuno di noi, ci fortifica, ci prepara, ci fa restare vigili. Come Chiesa dobbiamo essere una Chiesa pronta, preparata, e quindi quello che noi faremo in questi giorni saranno 21 giorni di digiuno. Chiaramente ognuno come si sentirà di fare nel periodo della giornata, che si sentirà di fare, se qualcuno vuole fare solo alcuni giorni di questi 21, ma non negligenziamo la pratica del digiuno, e in questi 21 giorni, per prepararci a quello che Dio farà in mezzo a noi, facciamo questo digiuno insieme come Chiesa. Amen? Amen. Il quarto è, la Chiesa fa 21 anni e l'anno scorso non abbiamo fatto questo, però quest'anno volevamo fare qualcosa che ci muovesse a raccontare quello che Dio ha fatto in noi. Io sono qua in questa Chiesa da 20 anni, c'è la Catinha che è da... Quanti Catinha? 20 anni, poi c'è la Sandra, c'è Fabio che è nato qua, c'è João che è nato qua, c'è la Gabi che è arrivata con 3 anni, ci sono tante fratelle, c'è Alex, c'è la Cris, c'è la Natalia, c'è la Dani, sono tutte queste persone che sono qua dall'inizio, ma ci sono persone che sono arrivate da 1 anno, sono persone che sono arrivate da 2, da 3 anni. E quindi quest'anno vogliamo fare un giro molto grande di persone che testimoniano ciò che Dio ha fatto nella sua vita. Quindi noi, non so se se siete bravi a fare questo, io non sono, mi vergogno tantissimo, però a fare un video raccontando quello che Dio ha fatto nella tua vita. Forse Dio ha restaurato la tua vita, Dio ha restaurato la tua casa, Dio ha restaurato la tua famiglia, Dio ti ha aperto delle porte, tu sei arrivato qua. Noi vogliamo sentire questa testimonianza, perché testimonianze che portano vita alle altre persone. Forse loro non si identificano con la nostra storia, ma si identificheranno con la vostra storia, con ciò che Dio ha fatto nella tua vita. Quindi non menosprezare di raccontare quello che Dio sta facendo in te. Dio sta trasformando la tua vita, Dio sta cambiando la tua vita, Dio l'ha fatto, sta facendo nella mia vita, e io voglio raccontare questo alle persone. Quindi volevamo che voi
mettesse questo video su internet e su Instagram e taggasse la Chiesa, perché così noi spargiamo questa voce di ciò che Dio sta facendo in mezzo a noi. Dio sta facendo sovrannaturale, Dio sta facendo vivere momenti di gloria alla sua presenza. Amém? Tu puoi confermare questo? Amém? Quindi noi vogliamo testificare questo a tutte le persone che non ci conoscono, ma che vedranno che noi stiamo vivendo qualcosa di sovrannaturale. Amen. Sono finiti i propositi, solo 4 propositi quest'anno, ma cerchiamo di far sì che siano propositi che viviamo veramente insieme come Chiesa, essendo uno anche in questi, per arrivare uniti a vivere il giorno 29 novembre, questa giornata di festa, di celebrazione insieme. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi in questo momento, perché abbiamo qualcos'altro anche da celebrare questa sera. E per questo motivo vorrei chiedere ai nostri fratelli João, Alexandra e Luca se possono venire qua. Amen. Ancora una volta, in questi ultimi 2 mesi, stiamo facendo una presentazione di un bambino davanti alla Chiesa, ma soprattutto davanti a Dio, così come la stessa parola ci insegna a fare. E vi ho chiesto di alzarvi in piedi, così che insieme possiamo stendere le nostre mani verso di Luca e consacrare questo bambino al nostro Signore, affinché possa crescere nelle sue vie, affinché possa crescere in salute, affinché possa diventare giorno dopo giorno quel figlio di Dio che Dio stesso, fino da quando era nel ventre di sua madre, ha progettato che fosse. Per questo voglio lasciarvi a voi, genitori, ma a tutta la Chiesa, e a Luca, un versetto che si trova nel Salmo 139, che dice così: sei tu che hai formato i miei reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Questo passo della Bibbia ci mostra che Dio ha desiderato e ha creato Luca ancora prima che voi pensaste che potreste averlo. Ma ci mostra anche qualcos'altro, il celebrare Dio per ciò che Dio ci ha dato. E sapete voi meglio di noi quanto è stato difficile, soprattutto nell'ultimo periodo, la gravidanza e questa vittoria che Dio vi ha dato. E io sono certo che Dio vi abbia insegnato a celebrare nella vostra casa. E questo è qualcosa che voi dovrete trasmettere a vostro figlio, così come ogni altro insegnamento della vostra vita. Ma ancora di più penso che per come è nato Luca e per quello che ha rappresentato per voi, per la vostra famiglia, la celebrazione dovrà essere qualcosa che ogni giorno porterete nel vostro cuore. Celebrare Dio per la sua vita, celebrare Dio per quello che ha fatto, e insegnate anche Luca a celebrare Dio ogni momento della sua vita, così che crescerà agli occhi del Signore come un figlio che lo adora, come un figlio che sa chi è il suo padre, come un figlio che sa chi aveva in mente la sua nascita ancora prima che fosse nato. Celebrate Dio e insegnate Luca a celebrarlo, così come oggi tutta la Chiesa celebra insieme a voi. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento, Signore, mettiamo davanti a Te, presentiamo davanti a Te, così come a tutta la Chiesa, il piccolo Luca, questa gioia che hai fatto nascere in questa casa. In mezzo a difficoltà, in mezzo a sfide, hai portato la tua gioia, la tua luce, e oggi siamo qua per celebrare questo.
e che questa parola possa essere una parola che sia sempre nel cuore di João, di Alexandra, di tutta la loro famiglia che è qua presente, e che possa essere una parola che riempia ogni giorno il cuore e la bocca di questo tuo figlio, che possa nascere un adoratore, che possa crescere qualcuno che spera in te in ogni tempo, sapendo di come già più volte tu lo hai salvato e come già più volte tu lo hai portato a te. Nel nome di Gesù, Signore, oggi la Chiesa ti adora e ti celebra per quello che tu hai fatto in questa casa. Ti celebra per il piccolo Luca, presentandolo ancora una volta a te. Ti ringraziamo, Signore, per la sua vita e per la sua casa. Nel nome di Gesù. Amen. Continuiamo in piedi, facciamo una preghiera in questo momento per le decime, per le offerte, prima di passare al ministero della predicazione della parola. Tu che hai portato la tua offerta, la tua decima, in questo momento pregheremo per questa affinché possa salire a Dio come la migliore adorazione che tu possa consegnargli oggi. Come sempre, se vuoi fare la tua offerta qua, oppure c'è il POS là dietro per il bancomat, la carta, ci sono le buste per missioni, se vuoi fare un'offerta per i progetti missionari, ma in questo momento ti invito a pregare. Prendi la tua offerta, anche tu se oggi non hai niente da poter portare, alza la tua mano in questo modo, in segno profetico, e profetizza sulla tua vita, sulla tua casa, affinché Dio possa portare prosperità, una prosperità che tu possa far riconoscere a Lui per mezzo della fedeltà attraverso queste decime, queste offerte. Chiediamo al Signore benedizione sulle nostre vite, benedizione su questa Chiesa, e attraverso queste decime, queste offerte, che questa Chiesa possa di riflesso benedire la vita di ognuno di noi. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte. Il meglio, Signore, che oggi abbiamo da consegnare a te come forma di adorazione a te gradita. Benedici, Signore, queste decime, benedici queste offerte, le primizie, Signore, che oggi saranno consegnate alla tua casa, affinché possano essere, Signore, usate al meglio per la tua opera, e in questo modo benedire ogni famiglia di questa Chiesa. Per questo, Signore, noi ti preghiamo, Signore, affinché possiamo essere una Chiesa benedetta, da famiglie benedette, nel nome di Gesù. Amen.
Pace del Signore, buonasera a tutti. Sempre un onore e un piacere essere qui davanti a voi. Vorrei subito chiederti di chiudere i tuoi occhi, di piegare il tuo capo e parliamo col Papà del cielo. Padre Santo, eccomi qui davanti alla tua Chiesa con questa responsabilità di condividere la tua parola. Tu, Signore, mi hai affidato un messaggio, però so che io non riuscirò mai a trasmettere alla tua Chiesa senza l'aiuto del tuo Spirito Santo. Quindi ti chiedo, Signore, che tu possa spandere il tuo Spirito su di me e che il tuo Spirito Santo venga a comandare ogni mia espressione, ogni mio gesto, il tono della mia voce, tutto ciò che sarà detto, che non sia ciò che io voglio dire, bensì ciò che tu vuoi dire. Vieni, Signore, a preparare i nostri cuori e vieni, Signore, a togliere dalla nostra mente ogni distrazione. Vogliamo avere sì le orecchie aperte, ma anche i cuori aperti per ricevere quello che tu hai preparato in questa serata. Onora te stesso, onora la tua santa parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il testo da cui voglio partire, la predica di questa sera, si trova nel Vangelo secondo Luca, il capitolo 11, il versetto 1. Sicuramente adesso sarà messo qua, se volete leggere lì, dice così. Gesù si trovava in un certo luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Amen. Bene, questa sera voglio parlarvi di preghiera e non penso che sia un caso che Dio mi abbia dato questa parola proprio siccome domani comincerà il nostro proposito di preghiera. Penso che Dio voglia prepararci per questi 21 giorni di proposito di preghiera, evidenziando quanto è importante la preghiera. La preghiera è un tema abbastanza grande, esteso nella Bibbia. E non sarà per me possibile questa sera parlare di tutti i punti che ci sono nella preghiera, perché la preghiera include varie cose. C'è la preghiera per noi, c'è la preghiera per gli altri, c'è la preghiera come ringraziamento, c'è la preghiera confessare peccati, c'è la preghiera come adorazione, c'è la preghiera privata, c'è la preghiera pubblica, c'è la preghiera non esaudita, c'è quanto tempo pregare, quante volte pregare, cioè è un tema gigantesco, nel senso, se toccassi tutti i punti ne risulterebbe una predica molto, superficiale, perché non riusciremo ad andare in profondità di questi temi. Quindi io parlerò di alcune cose che Dio ha messo nel mio cuore, che sorgeranno, spontanei dai testi che citerò. Detto questo, iniziamo subito. Ok, nel testo che abbiamo letto così: Gesù si trovava in un certo luogo a pregare. E questo è il primo punto importantissimo di cui dobbiamo parlare questa sera. Ossia, Gesù pregava. Sì, Gesù pregava. Gesù era 100% Dio e 100% uomo. La sua parte divina sicuramente non aveva bisogno di preghiera, ma la sua parte umana, siccome era 100% uomo, non solo aveva bisogno di pregare, ma dipendeva dalla preghiera. E noi più e più volte troviamo nella Bibbia episodi in cui Gesù va a pregare. Gesù è il nostro modello da seguire, il nostro esempio. Tutto ciò che Gesù ha fatto, in tutto ciò che Gesù ha fatto, ha messo se stesso come esempio. E ha detto: seguitemi. E questo seguitemi significa anche seguire le sue orme, camminare come egli camminò. Un versetto che mi piace molto è quando Gesù lavò i piedi agli apostoli. Troviamo questo in Giovanni 13. Nel versetto 15 lui dice così: infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Gesù ha sempre messo se stesso come un esempio da seguire. E quindi noi troviamo che Gesù più volte nelle scritture prega. E ad esempio in Marco capitolo 1 versetto 35 sta scritto così: poi
la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. E qui mi collego a un secondo punto, l'importanza di pregare al mattino. Un cristiano deve cominciare la sua giornata parlando con Dio. Un cristiano non dovrebbe cominciare una giornata senza parlare con Dio. È fondamentale iniziare la giornata parlando con Dio. Mi ricordo una storia di un pastore puritano che lui faceva il pastore a tempo integrale, ossia viveva per l'opera, viveva per la chiesa. Però ogni mattina lui si svegliava alle 4 di mattina per pregare. E un giorno gli hanno chiesto, ma perché ti svegli così presto per pregare? E lui rispose, i fabbri si svegliano alle 5 per andare a lavorare. Io faccio un lavoro che è più importante del loro, quindi devo svegliarmi prima di loro. Prendersi cura della chiesa, prendersi cura di anime, è un lavoro molto più importante di quello di un fabbro o di qualsiasi altro lavoro. Pastore Hernandez Diaz Lopez racconta che un giorno lui e un gruppo di persone sono andati nella Corea del Sud a visitare alcune chiese. E queste chiese erano chiese molto grandi, chiese da 20.000 membri, da 50.000 membri, da 80.000 membri e una chiesa anche di più di 100.000 membri, chiese enormi. E lui è andato da ogni pastore, da ogni chiesa a chiedere qual era il segreto di questa crescita esponenziale. E la risposta era unica e unanime, preghiera. In una di queste chiese lui è andato e questa chiesa aveva 4 incontri di preghiera al giorno, uno dalle 4 alle 5, uno dalle 5 alle 6, uno dalle 6 alle 7 e uno dalle 7 alle 8. Tutti i giorni 4 sessioni di preghiera. E lui e il suo gruppo è andato nella sessione dalle 5 alle 6. E lui racconta che è andato là, era ancora buio e il parcheggio della chiesa era già pieno. E trovavi persone in mezzo alla strada che correvano con la Bibbia in mano per correre dentro il locale di culto. Quando lui è entrato dentro la chiesa era super mega piena. E lui si è messo a contare che davanti al pulpito, per terra, siccome non c'erano più posti a sedere, c'erano più di 80 persone. E lui dice che quando quel popolo ha cominciato a pregare, ciò che lui ha sentito è che il cielo si era aperto e che Dio era sceso in quel luogo. E dopo il pastore è andato a parlare con questo pastore e gli ha chiesto così, ma voi pregate alla mattina perché siete orientali, perché è la vostra cultura? E il pastore ha risposto, no signore, dove in tutto il mondo le persone si alzano la mattina per guadagnare soldi, noi ci alziamo per pregare perché Dio è priorità nella nostra vita. Quindi pregare al mattino significa mettere Dio al primo posto. Un cristiano non dovrebbe cominciare una giornata senza pregare, perché Dio deve essere al primo posto. Se vogliamo imparare da Gesù, che è il nostro esempio, Gesù pregava al mattino. Quando era ancora notte, lui usciva e andava a pregare. Quindi è fondamentale pregare al mattino. Iniziare la giornata parlando con Dio. In Ebrei capitolo 5, versetto 7 sta scritto che Gesù nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. E qui mi collego a un altro punto. Vediamo che Gesù non solo pregava, ma pregava con lacrime e con grida. Cosa significa questo? Intensità. La preghiera deve essere intensa. Tante persone hanno l'abitudine di pregare alla sera prima di andare a dormire dopo il peso di tutta la giornata, stanchi, affaticati, si inginocchia davanti a Dio, tutto stanco. E mezzo addormentato comincia a pregare, Dio, allontana i miei amici, benedici i miei peccati, Dio ti benedica, Dio. Così stanco che non sa neanche cosa sta dicendo perché è stanco. E la preghiera deve essere intensa, per essere intensa devo essere riposato. Quindi non posso pregare solo la sera quando sono distrutto dalla giornata, perché sicuramente mi addormenterò in mezzo alla preghiera. Non so se a qualcuno è già successo. È bellissimo addormentarsi comunque pregando con Dio. Comunque, la preghiera deve essere intensa. E noi vediamo questo in Gesù. Quando Gesù è nel giardino del Getsemani, pregò così intensamente che il suo sudore divenne sangue. Sudò sangue.
noi capiamo quanto era intensa la sua preghiera. Adesso mi sfugge il termine, come si chiama questa cosa, ma esiste veramente quando tu passi per una situazione così intensa, così difficile, diciamo così, la tua preghiera così intensa, ok? I capillari si rompono e il sangue si mescola al sudore e tu sudi sangue. Da questo noi capiamo quanto era intensa la preghiera di Gesù in quel momento, perché lui sapeva che tutti i peccati dell'umanità stavano ricadendo su di lui. E lui sentiva tutto quel peso e pregò intensamente. C'è un altro pastore famoso che mi piace molto, sempre del Puritano, che quando lui morì e stavano preparando il corpo per la sepoltura, videro che le sue ginocchia erano come quelle di un cammello, descrivono. Compito per casa, vai su Google e cerca ginocchia di un cammello. Sono orribili. Perché il cammello passa molto tempo appoggiato sulle ginocchia e sono rovinate, piene di calli. E le sue ginocchia erano così e le persone si sono chieste: ma perché è così brutto il ginocchio di questo pastore? Sono andati a casa di questo pastore e hanno trovato che vicino al suo letto, nel luogo dove pregava, dove lui appoggiava le ginocchia, c'era un solco. Il pavimento era abbassato dall'intensità con cui lui strofinava le ginocchia per terra quando pregava. La preghiera deve essere intensa, deve essere vissuta. La Bibbia ci dice che il profeta Elia, l'apostolo Giacomo, nella sua lettera capitolo 5, versetto 17, dice che Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, ossia Elia era un uomo come me e te. Ok, era umano, totalmente umano, però dice così: e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Versetto 18, pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Qua ci mostra che una preghiera intensa di un uomo ha fatto in modo che per 3 anni e 6 mesi non piovesse più in Israele. E poi, quando lui ha pregato di nuovo, il cielo si è aperto e la pioggia è scesa. E qua ci collega un altro punto: costanza. Perché noi vediamo che quando Elia sale sul monte Carmelo e comincia a pregare, disse al suo servo: sali sul monte e guardi verso il mare, e dice così: tornaci 7 volte. Lui è rimasto tutto il tempo lì a pregare. Il servo è andato a vedere verso il mare, non c'era niente, tornò da Elia, va un'altra volta, non c'è niente. Alla 7ª volta il servo dice: c'è una nuvola grande quanto la palma della mano di un uomo, c'è una nuvoletta così. Agli occhi nostri potrebbe significare niente, ma agli occhi di Elia quello era il segno che la pioggia di Dio stava per cadere. Infatti lui disse così: corri dal re e digli: attacca i cavalli e parti affinché la pioggia non ti fermi. E da lì a poco tempo si scatenò un vento, una pioggia fortissima. Perché cosa? Elia pregò con intensità e pregò con costanza. Quindi la preghiera deve essere costante. Un'altra cosa che possiamo imparare da Gesù, che prima di scegliere i 12 apostoli, la Bibbia ci dice che lui passò la notte intera in preghiera a Dio. E la mattina, quando si alzò, scelse i 12 apostoli. Cos'è questo insegnamento? Prima di prendere una decisione importante, prega. Fai così a tuo fratello e di: sì, come Gesù. Prima di prendere una decisione importante, prega. Gesù era Dio e ha passato tutta la notte in preghiera prima di scegliere gli apostoli. E tra gli apostoli ha scelto Giuda, ben sapendo che l'avrebbe tradito, ma così era, affinché le scritture si adempissero. Ma prima di prendere una decisione importante, prega. Bene, Gesù quindi si trovava in un certo luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Qui voglio evidenziare l'importanza di insegnare a pregare. L'importanza che un leader, un pastore, un predicatore, ma anche un padre di famiglia o una madre, un genitore, insegni a pregare. I discepoli stavano dicendo così: Gesù, insegnaci così come Giovanni ha insegnato. Perché era tradizione che il maestro insegnasse ai discepoli a pregare. E un leader, un pastore, un predicatore, un genitore deve insegnare a pregare.
Mi ricordo una frase di un uomo di Dio che a me piace molto. Lui disse così: se dedicassimo tempo a insegnare alle persone a pregare, quanto dedichiamo tempo a insegnare alle persone a suonare strumenti, incendieremo il mondo. Voglio subito difendermi prima che mi arrivi un sasso qua, che non c'ho niente contro strumenti. Io stesso ho uno strumento a casa che sto imparando a suonare, spoiler, ma sono 3 settimane che non mi esercito. Io posso stare 3 settimane senza esercitarmi con uno strumento, un mese o anche un anno, ma non posso stare un giorno senza pregare. Quindi strumento è importante, molto importante, ma la preghiera è più importante. John Bunyan disse una volta così: io posso fare altro dopo aver pregato, ma non posso fare nient'altro finché non ho pregato. Ossia, ho pregato, ho fatto la mia parte con Dio, posso fare dell'altro. Non ho pregato, bene, finché non prego, non posso fare altro. Preghiera deve essere priorità. Preghiera deve essere priorità. È una cosa così importante che l'Apostolo Paolo, parlando della sessualità dentro il matrimonio, che è una cosa importantissima, dice che la coppia può, mettendosi d'accordo, astenersi dai rapporti sessuali per un tempo per dedicarsi alla preghiera. È così importante che Paolo dice anche la sessualità, che è vitale nel matrimonio, può essere messa da parte per un tempo per pregare, per propositi. Questo evidenzia l'importanza della preghiera. E come si insegna a pregare? Diciamo, come fa un genitore a insegnare al proprio figlio a pregare? C'è una frase mia che mi piace molto di me stesso, che dice così: invece di mandare tuo figlio a pregare, manda te stesso a pregare. I figli imparano dall'esempio. Una volta Telmo Martinelli, che il pastore piace molto, stava pregando e lo Spirito Santo gli ha detto: da adesso in poi pregherai in salotto, così quando tua figlia si alzerà ti vedrà che stai pregando. Vuoi insegnare a tuo figlio a pregare? Vai a pregare. Vuoi che tuo figlio legga la Bibbia? Leggi la Bibbia. I figli imparano dall'esempio. Gesù stava pregando e il suo esempio ha portato i discepoli a dire: insegnaci a pregare. Bene, tutto questo era una introduzione. Dopo che Gesù in Luca 11,1 dice, ok, leggiamo tutto quel versetto di prima, Gesù darà l'insegnamento del Padre nostro, la famosa preghiera che viene conosciuta oggi come la preghiera del Padre nostro. Solo che nel testo di Matteo, che è più completo in questo passaggio, prima che Gesù presenti la preghiera del Padre nostro, lui corregge alcune cose che sono sbagliate nella preghiera. E voglio citarvele tutte quante. Matteo capitolo 6, dal versetto 5 leggiamo così: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Prima cosa che Gesù vuole correggere: la preghiera non è per essere visti, nel senso di essere applauditi, di essere onorati, di creare quello status: io sono un uomo di preghiera. I farisei pregavano per essere visti. Loro si mettevano in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, affinché le persone vedessero il fariseo lì, uomo di preghiera. Lui è Dio, guarda, così, vicini. E il primo insegnamento che Gesù vuole correggere è: non siate come i farisei. Non pregate per ipocrisia, non per essere applauditi, non per essere visti dagli uomini. Prima cosa. Seconda, versetto 6, ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. La preghiera è qualcosa di intimo, è nel segreto, è nell'intimità. Dio vuole intimità. E abbiamo letto qua nel testo che non solo Dio vede nel segreto, ma Dio è nel segreto. Preghiera non è monologo. Quando noi entriamo nella camera, chiudiamo la porta e cominciamo a parlare con Dio, non è monologo, non stiamo parlando con noi stessi, non siamo da soli in quel luogo, è un dialogo. Dio si fa presente in quel luogo.
Noi parliamo e Dio ci risponde. Il suo Spirito Santo è con noi, ci convince di peccato, ci rivela scritture, ci fa capire cose. Quindi non è un monologo, la preghiera è un dialogo. Sono uscito dalla predica. Di nuovo. Potrei avere dell'acqua, per favore? Grazie. Bene. Versetto 7. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Pregare non è recitare una preghiera. Sono persone che pensano che se io dico 10 Padre Nostro, allora Dio mi esaudirà. Se aggiungo qualche Ave Maria, allora lì la gloria scenderà, veramente. Sono altri che pensano, se io dico 1000 volte dammi, Dio mi darà. Perché ho detto 1000 volte dammi. Preghiera non è questo. Preghiera non è una recita, non è cercare di convincere Dio ripetendo la stessa parola. Ok, versetto 8. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Preghiera non è informare Dio di qualcosa come se Dio non sapesse. Dio sa esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Nel Salmo 139 sta scritto che la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Dio sa esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, sa anche i nostri sogni, i nostri progetti, Dio sa tutto. Quindi pregare non è informare Dio come se Dio non sapesse. Pregare è creare una relazione con Dio, è creare intimità con Dio. Amen. E qui finalmente Gesù darà l'insegnamento e darà la preghiera del Padre nostro. E come ho già detto, questa preghiera non è stata data per essere recitata, per essere ripetuta più volte. È un modello, un esempio di preghiera. Sono tanti punti nella preghiera del Padre nostro che Gesù ci insegna a pregare per queste cose. E per evidenziare ancora una volta che non è una recita, noi vediamo in Giovanni 17 che Gesù prega e vediamo che Gesù non cita il Padre nostro. C'è un capitolo intero che c'è la preghiera di Gesù, ma Gesù non cita il Padre nostro come la preghiera del Padre nostro. Bene, preghiera del Padre nostro, come comincia? Padre nostro, giusto? Bene, questa è la prima cosa che Gesù vuole insegnarci in questa preghiera. Che Dio non è più solo il nostro Dio, ma è anche il nostro Padre. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetto 12, sta scritto: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quando una persona conosce Gesù, passa per la nuova nascita, è veramente salvato, Dio non è più solamente il suo Dio, è anche il suo Padre. E questo cosa crea? Crea una relazione padre-figlio, che Dio ci ama e Dio vuole il nostro bene. Gesù dirà così: se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà cose buone a coloro che glielo domandano. Ossia, se noi uomini, genitori, sappiamo dare cose buone ai nostri figli, noi che siamo malvagi, Dio che è buono, che è superiore a noi, sarà ancora più in grado di dare cose buone a coloro che glielo chiedono. Quindi la prima cosa che Gesù vuole insegnarci nel Padre nostro è che Dio è nostro Padre e non solo il nostro Dio. Poi dice che sei nei cieli. Questo parla di fede. In Ebrei 11 sta scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, deve credere che Egli esista e che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questo parla di fede. Dobbiamo sapere che oltre a un Padre terreno qua sulla terra, abbiamo un Padre celeste là nei cieli. Quindi seconda cosa che Gesù vuole insegnarci: fede. L'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice così, parlando di saggezza, capitolo 1 versetto 6, dice: ma la chieda con fede, senza dubitare,
Perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Perché tante volte le nostre preghiere non vengono esaudite? Perché non stiamo pregando con fede. A volte preghiamo e neanche crediamo a ciò che stiamo pregando. E se noi non preghiamo con fede, la Bibbia ci paragona a un'onda del mare che è buttata qua e là dal vento. E Giacomo evidenzia, un tale uomo non pensi di poter ricevere qualcosa dal Signore. Quindi dobbiamo pregare con fede. Poi dice, sia santificato il tuo nome. Questo cosa significa? Parla di lode e adorazione. Ossia, la preghiera non è solo ricevere, ma è anche dare. Dare a Dio la gloria che si merita, benedire il suo nome, passare un tempo solamente a dire santo, santo, santo. Preghiera non è solo fare una lista della spesa, è anche lodare Dio, adorare Dio. Nel Salmo 42, versetto 8 dice così, che il Signore di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per Lui come preghiera al Dio che mi dà vita. Ossia, i nostri cantici salgono a Dio come una preghiera. Preghiera non è solo chiedere, ma è anche dare a Dio la lode che si merita. Poi dice, venga il tuo regno. Dobbiamo pregare per il ritorno di Gesù. L'Apostolo Pietro dice che mentre attendete e affrettate la venuta del Signore, si dice che affrettate, vuol dire che noi possiamo affrettare, accelerare il ritorno di Gesù. Come si fa questo? Pregando. Ma noi preghiamo affinché il regno di Dio avanzi, che il Vangelo sia predicato, che anime si convertano. Noi stiamo pregando affinché Gesù torni prima. Perché finché il Vangelo non viene predicato in tutto il mondo, Gesù non tornerà. Quindi tutto l'altro noi stiamo pregando affinché venga il regno di Dio, che l'opera di Dio prosperi. Noi stiamo dicendo, Gesù, vieni presto, accelera il tempo. So che qua tanti giovani diranno, Dio non tornare finché prima io non mi sposi. Ma una preghiera che Gesù ci insegna a fare è, venga il tuo regno. Pregare affinché Gesù torni e rapisca la sua Chiesa. Perché ciò che sarà là è infinitamente meglio di ciò che c'è qua. E poi dice, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Qui parla di obbedienza. Anche quando non so, cosa è meglio per me stesso e prego per una cosa, Dio è così buono che se quella cosa non è della sua volontà, Lui non me la darà. Una volta sentito una persona dire così, tutto ciò che noi preghiamo, chiediamo in preghiera, Dio ce lo dà. Non è così. Tutto ciò che è della sua volontà, Lui ci dà. Perché se chiedo un coltello, Dio non mi darà il coltello. Se vuole farmi del male, nel senso. Se vuole tagliare una piccagna, me lo darà forse. In 1 Giovanni capitolo 5, versetto 14 è scritto così, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Poi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Qui parla di dipendenza. Parla di andare a Dio quotidianamente, tutti i giorni, perché la preghiera è dacci oggi e non dacci domani. Ossia, tutti i giorni io devo pregare. Tutti i giorni devo cercare Dio. Noi vediamo questo nel popolo quando era nel deserto, quando Dio dava la manna. Dio dava la manna, il popolo andava a raccogliere la manna e Dio diceva raccogliete solo la dose che vi serve per quel giorno. Alcuni disobbedienti prendevano doppia dose per 2 giorni, ma il giorno dopo quella porzione di manna che avevano presa era marcia e piena di vermi. Perché Dio ha detto ogni giorno vi darò il vostro nutrimento. Ma quando arrivava il sabato, che era giorno di riposo, il venerdì diceva prendete la dose doppia. E quando loro prendevano dose doppia, il secondo giorno non c'erano vermi. E questo ci mostra quanto Dio è supremo al di sopra di tutto. Perché dice, io vi darò ogni giorno ciò che vi serve. Il venerdì vi darò doppia dose, perché sabato è giorno di riposo e non andrete a raccogliere. Ma gli altri giorni, quando le persone andavano a raccogliere, il doppio. La seconda porzione si riempiva di vermi. Ma questo ci insegna cosa? Che Dio ogni giorno vuole provvedere alle nostre necessità. E
Nel stesso testo che abbiamo letto prima, che Gesù disse: se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, dice così: qual è il padre tra di voi? Se il figlio gli chiede un pesce, gli dia una pietra. Se gli chiede un pane, una pietra, un pesce, un serpente, chiede un uovo, gli dia uno scorpione. Nessuno di noi dà cose malvagie ai nostri figli. Quanto più il Padre nostro celeste darà cose buone a noi e darà il nostro pane quotidiano. Però mi fa capire un'altra cosa, perché nello stesso testo, in Luca, Gesù dice così, che Lui darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Questo fa capire che Dio ogni giorno non vuole provvedere solo alle nostre necessità fisiche, ma anche alle nostre necessità spirituali. Perché non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ossia, ogni giorno noi mangiamo per nutrire il nostro corpo fisico e ogni giorno dobbiamo mangiare pane spirituale per nutrire il nostro corpo spirituale. E Dio non è interessato ad alimentarci solo nel naturale, ma anche nel spirituale. E allo stesso modo Dio non è interessato ad alimentarci solo nel spirituale, ma anche nel naturale. Entrambi. Dio vuole provvedere a noi ogni giorno. Andiamo verso la fine. Rimetta a noi i nostri debiti. Pregare per il perdono dei peccati. L'Apostolo Giovanni dice che se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Però per far questo dobbiamo presentarci a Dio e confessare i peccati. Entrare nel dettaglio specifico: ho fatto questo. Dio vuole perdonare i nostri peccati. E dice dopo: come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, ossia se noi non perdoniamo gli altri, Dio non perdonerà noi. C'è anche una parabola che parla di questo, ma non voglio dilungarmi. Ma Gesù disse chiaramente: perché se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste non perdonerà neanche a voi. Quindi l'importanza di perdonare gli altri affinché Dio perdoni noi. Oppure, così come Dio ci ha perdonati, noi dobbiamo perdonare. Bene, per finire, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. C'è solo una cosa che può proteggere la nostra vita dalle tentazioni, e questa è la preghiera. In Matteo 26,41 sta scritto: vegliate, pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quando noi preghiamo, Dio ci blinda, ci protegge dalle tentazioni. Le tentazioni neanche arrivano fino a noi. Perché c'è la necessità di giocare con il fuoco? È meglio che il fuoco sia spento, così che non debba soffrire nessuna battaglia, no? Quindi per proteggermi dalle tentazioni necessita di preghiera. Più ho vita con Dio, più sarò protetto da ogni forma di tentazione. Amen? Tutto chiaro? Bene, questa è la preghiera del Padre nostro. Non è una recita, non deve essere recitata. È un modello che dobbiamo seguire. Ci sono tanti punti che dobbiamo mettere in pratica e Dio vuole che noi impariamo ad avere una intimità con Lui. Non bisogna andare a Dio solo quando abbiamo bisogno di qualcosa. Bisogna andare a Dio perché lo amiamo e lo desideriamo. Questa necessità di parlare con Lui ogni giorno. Ci deve essere questo bisogno nel cuore, questa cosa che non senti pace, non senti soddisfazione nella tua giornata finché non parli con Dio. E il consiglio che voglio darti di nuovo è: dedica a Dio il primo posto, non lasciarlo per ultimo. Perché a fine giornata puoi sì ritrovarti stanco, senza forza, mezzo addormentato e la tua preghiera sarà secca, fredda, ti addormenterai forse. Dedica tempo alla mattina. Se tu ti svegli alle 4, bene, metti la sveglia 10 minuti prima, che ti costa? E passa 10 minuti in preghiera parlando con Dio. Ma non uscire di casa senza aver parlato con Dio. E adesso che comincerà questo proposito di preghiera, partecipa al proposito di preghiera. Crea questa abitudine di pregare tutti i giorni. C'è chi dice che se tu per 21 giorni fai una cosa, questa cosa diventa un'abitudine. Quindi se tu non mancherai neanche una volta a questo proposito di preghiera di 21 giorni, questa cosa diventerà abitudine e tu continuerai anche il 22esimo, il 23esimo e così farai per sempre. Crea l'abitudine di pregare. Daniele pregava 3 volte al giorno e ti consiglio, prega più volte in una giornata.
Perché accontentarsi solo da pregare la mattina 10 minuti prima di andare al lavoro? Perché accontentarsi della preghiera di sera prima di andare a dormire 5 minuti prima che mi addormenti? Separa un tempo durante la giornata, quando sei pieno di forza, pieno di energia, sei sveglio e vai a pregare. Vai a cercare Dio, vai a presentarsi davanti a Lui, a cercare la sua presenza, a piangere ai suoi piedi. La necessità più grande della Chiesa oggi è preghiera, mancanza di preghiera. Se noi pregassimo, se la Chiesa pregasse, incenderemo il mondo. Non c'è niente che può impedire l'agire di Dio per mezzo della preghiera dei suoi figli, dei suoi servi. Quindi impariamo a pregare, impariamo da Gesù e dal suo esempio, impariamo ad avere vita con Dio. Amen. Invito il gruppo di lode, ti invito anche ad alzarti in piedi. Gesù disse anche, se 2 persone sulla terra si accordano a chiedere qualsiasi cosa, questa cosa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Quindi ti invito a stringere la mano a un fratello che è vicino a te e pregheremo con un tema specifico affinché Dio ci porti ad avere intimità con Lui, affinché la preghiera diventi abitudine nella nostra vita, affinché possiamo passare 1 giorno, 2 giorni senza fare tante cose, ma non possiamo passare 1 giorno senza pregare, che sentiamo questa necessità dentro il nostro cuore. Preghiamo. Padre Santo, 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 Santo è il tuo nome, Signore. Sii glorificato, Signore, in questa serata, qui in mezzo alla tua Chiesa. La tua parola è stata predicata. E io credo, Signore, che la tua parola è potente da trasformare vite e credo che questa parola abbia toccato il cuore di persone. E io prego, Signore, affinché questi semi preziosi che sono stati lanciati dal cielo cadano in terreni fertili e che vengano a portare frutto, Signore, nella vita di ognuno di noi. Che non sia, Signore, che possiamo non essere solamente ascoltatori della tua parola, ma praticanti. E voglio pregare, Signore, affinché ognuno di noi, da partire da oggi, possa rinnovare la sua vita di preghiera. Non importa quanto prega oggi, che domani possa migliorare questo tempo di preghiera, aumentare questo tempo di preghiera, che possiamo non sentirci soddisfatti, Signore, con la nostra vita di preghiera, perché sappiamo che tu sei un Dio infinito e tu ci chiami, Signore, a una profondità sempre maggiore. Quindi crea in noi, Dio, questa abitudine di pregare tutti i giorni, che possiamo, Signore, non mancare mai nel nostro appuntamento di stare con te e che possiamo provare questo piacere, Dio, di pregare, di parlare con te, di conversare con te, di intercedere, Signore, non solamente per le nostre vite, che possiamo, Signore, non essere egoisti, ma che possiamo pregare per gli altri, pregare per la Chiesa, pregare per il tuo regno affinché avanzi, pregare per la nostra famiglia, per la nostra moglie, i nostri mariti, i nostri figli, Dio, che possiamo porci in un luogo di intercessione e avere, Signore, intimità con te, profondità. Non vogliamo accontentarci, Signore, di una preghiera superficiale, di una preghiera secca, di una preghiera mezza addormentata. Vogliamo quella preghiera intensa, Dio, la stessa preghiera con cui Elia ha pregato, la stessa preghiera come il Signore Gesù ha pregato, quella preghiera intensa che prende ogni parte di noi, che ci porta, Signore, a strofinare le nostre ginocchia per terra e a combattere, Dio, contro i principati, le potestà e questo regno di tenebre e dire: Dio, scaccia i demoni, Dio, fa avanzare il tuo regno, Dio, convinci il peccato, perché Dio, finché la tua Chiesa non si posizionerà in preghiera, noi non vedremo un risveglio. Il tuo Spirito Santo non sarà riversato in modo sovrannaturale e abbondante finché noi non ci posizioniamo in preghiera. Quindi, Dio, ti prego, nel nome di Gesù, alza una generazione che prega, una generazione che prega, che passi tempo in preghiera, che prega, Signore, più volte nella giornata, che preghi ore, Dio, non minuti, non secondi, ore, che passi ore in preghiera parlando con te, che pianga ai tuoi piedi, che versa lacrime ai tuoi piedi, che sente il dolore che tu senti per l'umanità che è così lontana dalle tue vie. Alza una generazione, Dio, che prende come priorità umiliare
piantarsi ai tuoi piedi e cercare la tua faccia e cercare la tua presenza. La tua parola ci dice che Giobbe, mentre pregava per i suoi amici, è stato benedetto lui, quindi insegnaci a pregare per gli altri, insegnaci a intercedere per gli altri, a pregare per i nostri pastori che sono qui, che si adoperano per l'avanzamento del tuo regno, per pregare, Signore, per i leader in casa che si adoperano per l'avanzamento del tuo regno, per pregare, Signore, per le chiese di questa città affinché si uniscano e combattano insieme il buon combattimento, affinché, Signore, ogni muro di separazione che c'è tra le chiese sia abbattuto. E noi sappiamo, Dio, che un uomo non può fare questo, ma se la chiesa si unisce e prega, il tuo Spirito Santo sarà riversato, convincerà di peccato e i pastori si riconosceranno che stanno combattendo tra di loro e la chiesa non sta prosperando perché noi siamo così impegnati a guerreggiare tra di noi e il regno delle tenebre sta avanzando. Quindi, Spirito Santo, fa ciò che solo tu puoi fare, convinci di peccato e unisci la tua chiesa in questa città, perché vogliamo guadagnare questa città per te, vogliamo guadagnare questa nazione per te. Il problema più grande, Signore, siamo noi stessi, è il nostro orgoglio, è il nostro io che ci impedisce di adoperarci con eccellenza per il tuo regno. Quindi prego, Dio, nel nome di Gesù, togli il nostro io, togli il nostro orgoglio, togli il nostro ego, che solo Gesù sia riconosciuto come l'unico degno di lode e di adorazione. Che la nostra preghiera possa essere come quella di Giovanni Battista, bisogna che egli cresca e io diminuisca. Che tu venga a crescere, Dio, che tu venga a crescere e che noi veniamo a diminuire. Che nessuno, Dio, venga a uscire di qua ricordandosi di chi ha predicato questa sera, ma ricordandosi che la tua parola è stata predicata. Che l'unico nome che si è ricordato in questa sera è il nome di Gesù, l'esempio perfetto, l'uomo perfetto che ha camminato con te in tutto, fedele in tutto, e ha pregato, e ha pianto, e ha gridato, e ha supplicato, lui qua su questa terra. Insegnaci a seguire il tuo esempio. Vogliamo anche noi, Dio, una chiesa di 10.000 membri, di 20.000 membri o di 50.000 membri. Vogliamo anche noi una chiesa grande. E sappiamo che per avere questo dobbiamo posizionarci in preghiera. Quindi, Dio, prostraci dai tuoi piedi, piega le nostre ginocchia e umiliaci alla tua presenza per cercare, Dio, di avere più intimità con te. È questo che ti prego, Dio, nel nome di Gesù. Amen. A te, Gesù. Dio Padre dei cieli, che venga il tuo regno. E la tua volontà, canti ancora una volta, Dio Padre, Dio Padre dei cieli, santo è il tuo nome, che venga il tuo regno.
tuo regno. Così come nel cielo scenda la tua gloria intera, così come nel cielo scenda la tua gloria. La tua gloria qui, 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 la tua gloria qui. La tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria. Riempie questa chiesa con la tua adorazione, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria, 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 la tua gloria. La tua gloria, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria, la tua gloria qui, giorno e notte senza fermare la tua gloria qui, Gesù, 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 la tua gloria, giorno e notte senza fermare di pregare, la tua gloria qui. La potenza tua e la gloria per sempre. Amen. E la gloria per sempre. Amen. Tu hai regno, la potenza tua e la gloria per sempre. Amen. Tu hai regno, tua e la potenza tua e la gloria per sempre. Tua, e la gloria per sempre. Solo a te, Gesù. Tua e la gloria per sempre. Amen. Tua hai regno, tua la potenza tua e la gloria
glória per sempre. La tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria. Giacomo ha fatto una preghiera alla fine. Dice che il nostro orgoglio sia distrutto, che il nostro io sia distrutto, che il nostro vantarsi di noi stessi sia distrutto, che la gloria che noi prendiamo per noi sia distrutta. Io volevo che tu cominciassi a dire: Signore, a te la gloria, che io diminuisca e che tu possa crescere. Lo Spirito Santo ministra nel mio cuore che ci sono ministeri che si sono fermati perché l'orgoglio ha preso il cuore, e quando l'orgoglio prende il cuore lo Spirito Santo si allontana. E quindi quando tu cominci a dire al Signore che io diminuisca perché tu cresca nella mia vita, allora l'opera di Dio comincia a completarsi dentro di noi. Fiumi di acqua viva cominciano a bruciare, a nascere dentro di noi. Lo Spirito Santo comincia a bruciare ancora dentro di noi, perché è tramite Lui che noi facciamo qualsiasi cosa, è tramite Lui che noi ci muoviamo, è tramite la potenza che Lui ci dà, tramite la preghiera che noi facciamo, che noi possiamo conquistare questa città. E quindi comincia a dichiarare al Signore Gesù che io diminuisca e che tu cresca nella mia vita, che io diminuisca e che tu cresca, che io diminuisca e che tu cresca, che la tua gloria possa invadere il mio cuore, che la tua gloria possa invadere la mia vita. Spirito Santo, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria. Cresça, eu diminua, que Ele apareça e me constranja com a sua glória e todo seu amor.
infinita humildade, servos de todos os. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Isso que não é bem um prato de pregueira hoje, tu vai aproveitar para pregar em questo momento? Para que o direito io pregar em questo momento? Chi dei tuoi occhi può cominciare a pregare in questo momento, cominciare a parlare col Signore. Forse tu non hai avuto il tempo, tu non hai dedicato il tempo dovuto al Signore questa settimana. Il Signore sta parlando con una chiesa, sta chiamando una chiesa alla preghiera. Il Signore sta ministrando a chiesa che deve pregare. Perché se oggi fosse ministrato che tu riceveresti la tua casa nuova, la tua macchina nuova, ci sarebbe persone che salterebbero la presenza del Signore. Ma il Signore ci sta chiamando avvicinarsi a Lui in preghiera. Avvicinatemi a me e io mi avvicinerò a voi. Il Signore ti sta chiamando a cominciare a ricercare un tempo di compromesso con il Signore. Il Signore ti sta chiamando a ricercare un tempo da soli con il Signore. Il Signore ti sta chiamando a cercare la presenza e la potenza dello Spirito Santo che ti fa muoverci nel sovrannaturale. Perché tramite la preghiera noi possiamo mettere la mano sopra un infermo e lui sarà guarito. Perché la preghiera ci dà potenza per schiacciare i demoni, la preghiera ci dà potenza per guarire, la preghiera ci dà potenza per trasformare, la preghiera non possiamo partire da un'altra parte a non essere la preghiera. Signore, noi preghiamo per una chiesa che prega. Noi preghiamo per una chiesa che prega. Noi preghiamo, Signore, che ci sia potenza nella nostra preghiera. Gesù, ravviva in noi un cuore che vuole, Signore, ricercarti ogni giorno. Ravviva in noi quella voglia di stare alla tua presenza. Non lasciarci morda, Signore, non lasciarci tiepidi, Signore, ma, Signore, smuovi, Signore, smuovi, Signore, smuovi il nostro cuore, smuovi la nostra vita, smuovici alla tua presenza, smuovici nel soprannaturale, smuovici, Signore, con la potenza del tuo nome, in nome di Gesù, Signore. Noi oggi vogliamo, Signore, ricevere, Signore, questa, Signore, fuoco che arde dentro di noi per pregare, Signore. Signore ci manderà a uscire per la strada, mettere le mani sugli infermi e loro saranno guariti, Signore. E noi prenderemo potenza da dove, Gesù? Da te, Signore. È da te, Gesù, che noi vogliamo la potenza del tuo Spirito Santo, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Noi preghiamo per una chiesa che prega. Noi preghiamo per una chiesa che prega, Gesù. Noi preghiamo per una chiesa che prega. Noi preghiamo per una chiesa che prega. La tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui.
per una chiesa non ci sia niente di meglio che arrivare a una data come l'anniversario che festeggiamo questo mese, avendo la coscienza che c'è un Dio che è sovrano sulle nostre vite. E non c'è modo migliore o di esprimere la sua sovranità, di inginocchiarsi davanti a Lui e riconoscere che Lui è nel controllo di ogni cosa e che ogni cosa noi dobbiamo affidarla a Lui. Che a partire da oggi possa iniziare un nuovo tempo di Chiesa unita in preghiera in mezzo a noi. Amen. Gloria a Dio per questa serata. Facciamo un applauso al nostro Signore Gesù. Espressione per festeggiare i compleanni di questa sera. Chi ha compiuto gli anni quest'ultima settimana, così possiamo fargli auguri insieme e poi andare a terminare il nostro adorarti. Ingrid, che compie gli anni proprio oggi. C'è qualcun altro che ha compiuto gli anni questa settimana? Non c'è? Ah, lei Luisa, ok. Amen. Allora possiamo stendere le nostre mani verso Ingrid per benedire questo nuovo anno. Arrivano i nostri tifosi. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per la vita della nostra sorella Ingrid, per questo nuovo anno che tu hai messo davanti a lei. E la nostra preghiera questa sera come Chiesa, che tu possa riempire questo nuovo anno con la tua gioia, che tu possa riempire questo nuovo anno con l'allegria che può venire solo da te, che tu possa riempirlo di pace, che tu possa riempirlo di salute fisica, Signore. Ma soprattutto, Signore, ti chiediamo che mai venga a uscire dal suo cuore la tua presenza e il tuo spirito. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo allora desiderare questa stessa benedizione anche sulla vita, sulla settimana di tutti quanti noi, sulle nostre case, chiedendo che la gioia del Signore possa riempire questa nostra settimana, che la salute che viene da Lui, la pace che viene da Lui possano riempire i nostri giorni, che la sua unione possa essere presente all'interno delle nostre case, nei nostri matrimoni, nei nostri relazionamenti, e chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo possa essere presente con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.